Ben ritrovati! Dalla primavera dell'anno 2024 si potrà entrare a Venezia solo pagando 5 euro a persona, se con una età superiore ai 14 anni. E questo come contributo di accesso alla città antica e alle isole minori della laguna. La sperimentazione sarà per circa 30 giorni all'anno, in particolare nei ponti primaverili e nei fine settimana. Il contributo verrà richiesto ai visitatori giornalieri che non pernottano nelle strutture ricettive. Il Comune di Venezia ha deliberato che non pagheranno i residenti nel comune e nella regione Veneto, lavoratori, pendolari e studenti, chi si sposta per motivi sanitari, gare sportive o aspetti correlati alla sicurezza o alle forze dell'ordine, coniugi, parenti sino al terzo grado dei residenti. Così si dovrebbero ridurre le punte giornaliere eccessive di turisti rispetto agli oltre 20 milioni di viaggiatori che si recano all'anno a Venezia. E con tali modalità si auspica di diminuire anche il calo di residenti. Ora sono 50.000, ma negli ultimi 20 anni la diminuzione è stata di circa 15.000 unità. La misura, ci auguriamo, potrà essere anche utile per evitare che l'UNESCO, come peraltro prospettato, possa includere Venezia nella lista dei beni in pericolo. Grazie e comunque buona visita a tutti nella città e nei luoghi veneziani.